appuntamento confermato. Venerdì ci siamo sentiti, al 1° maggio abbiamo parlato con Sua Eccellenza Renzo Marangon, che tante ne sa e tante riesce ad estrapolare. Ciao Renzo, come stai? Ciao Leandro, tu mi prendi sempre con grande amabilità, un po' per i fondelli, però ti ringrazio e ti saluto carissimamente. Allora, abbiamo parlato la volta scorsa, il 1° maggio, di un po' in generale dei problemi dei lavoratori, visto che era la festa del 1° maggio, un po' di quello che poteva o non aveva fatto il nostro governo. Oggi parliamo di questa fase 2. Oggi è domenica, domani dovrebbe riprendere un minimo di operatività, 4 milioni di persone dovrebbero ricominciare a lavorare dopo quasi 2 mesi di fermo. E come la vedi questa ripresa? Guarda, io spero molto che domani le imprese che sono già state individuate nei DPCM di qualche settimana fa, dal punto di vista tecnologico e di categoria, possano, i lavoratori, cioè coloro che ci lavorano, impiegati, lavoratori, possano immediatamente riprendere. Una cosa di cui sono convinto che tu sarai d'accordissimo con me, una cosa che non sembra marciare per il verso giusto è il comportamento degli istituti di credito. Di credito che alcuni stanno marcando male perché a fronte del provvedimento governativo di garanzia al 100%, fanno molta fatica a erogare il credito pur avendoli, in condizioni che rischiano di mettere in difficoltà il tessuto delle piccole e medie imprese, che ha bisogno di liquidità in questo periodo, perché non avendo potuto lavorare non ne hanno. E quindi spero che non ci siano condizioni, come già appalesate in qualche momento, non ci siano comportamenti fuori dalla legge, perché altrimenti meriterebbero i carabinieri, parlo di alcuni istituti di credito, i carabinieri negli uffici delle direzioni. Ecco, d'accordo sul discorso degli istituti di credito, poi però ci aggiungiamo anche un altro pezzo da 90, la cassa integrazione in deroga non è ancora stata elargita, molti che aspettavano i 600 euro, forse per qualche inghippo anche tecnico e anche economico, oppure di bollette non pagate, eccetera, dell'INPS non hanno ricevuto. Quindi effettivamente io poi faccio un confronto con gli altri paesi, visto che qualcuno li conosco avendo i figli all'estero. In Germania sono stati velocissimi ad elargire un contributo importante per far sì che le persone potessero affrontare non un mese ma 4-5 mesi in tranquillità, cosa che noi non siamo riusciti. Tra l'altro uno delle prime conferenze stampa di Conte aveva annunciato 400 miliardi, di cui 200 per l'export e 200 per le aziende. E di questi 400 miliardi dove siamo? Come siamo messi secondo te? Ecco, questa è una domanda misteriosa, anzi la cui risposta è misteriosa. Mi permetto di tornare, non lo so dove siano onestamente, però mi permetto di tornare un attimo sulle due questioni che hai sollevato adesso, che sono non giuste, giustissime. Allora, la prima, purtroppo ancora una volta il problema, tanti che si arrabbiano, il termine potrebbe essere un altro, con l'Europa, il problema è italiano, la velocità della burocrazia italiana che è inesistente. Punto primo, la cassa integrazione. Per la cassa integrazione uno degli errori, ma è proprio un errore di testa. Vedi cosa vuol dire non aver mai fatto politica? Che questi sprovveduti, che bisogna c'è? Che questi sprovveduti prendono provvedimenti sprovveduti. Che bisogna c'è dell'accordo con le organizzazioni sindacali sulla cassa integrazione in deroga, visto che la paga totalmente lo Stato? Non c'è mica, è un passaggio in più. La Regione Veneto è un po' lenta su questo, moltissimi non hanno ricevuto ciò che gli spetta con i soldi già stanziati, perché manca l'accordo
mancano le carte dell'accordo con i sindacati per erogare la cifra. Secondo, ha fatto bene Conte a scusarsi, sono stati erogati quasi tutti i 600 euro e probabilmente speriamo arrivino anche gli altri. Il problema della cassa integrazione è che, siccome il passaggio in più ci vuole l'accordo con i sindacati, ma se è un provvedimento nazionale, che bisogno c'era di mettere in questa fase, in questo momento, l'accordo con i sindacati, il parere, perché ci vuole il parere scritto, altrimenti l'INPS non eroga la sua parte. Hai capito, Leandro? Cioè, ci andiamo a cercare a volte. L'UCAS, il famoso UCAS, ufficio complicazioni, affari. Io l'altra sera, giovedì, ho visto Piazza Pulita. Ciò nonostante, però, il Premier Conte nei sondaggi è visto benissimo. È solo una bravura mediatica di un ufficio stampa che, nonostante venga criticato, leggi Casalino, lavora molto bene, o cosa? O noi italiani abbiamo bisogno di un uomo solo al comando e se parla bene, si presenta bene, ci basta questo? Tu sei usando un termine francese, sei un provocatore, Leandro, in momenti di grande difficoltà è automatico che l'autorità costituita fa scattare un sentimento di fiducia e comunque speriamo che risolva il problema. Ecco perché il suo presentarsi bene, in modo educato e di stile è apprezzato. Quello che, siccome tu mi hai posto due domande che sono essenziali, e cioè, a fronte della ripresa che dovrà avvenire, dare buon senso, com'è il giudizio? Permettimi, in TV c'è solo Conte, da 2 mesi e mezzo a questa parte c'è solo Conte parla al paese, Conte ha un ufficio stampa che sembra quello del Ministero della Cultura Popolare dell'antica memoria, e quindi il famoso min cool pop, e quindi è chiaro che esiste un processo positivo di valutazione. Però tu prima, con 2 esempi particolarmente semplici ma anche particolarmente efficaci, hai evidenziato gli aspetti che poi nella quotidianità purtroppo riscontriamo, e cioè la cassa integrazione e i soldi promessi, cioè è la velocità che non c'è. Quindi secondo me, più che di Conte, il problema è di chi c'è intorno a Conte, che non ha mai governato neanche un coso, non ha mai governato, con rare eccezioni, ma la maggior parte non ha neanche governato un pollaio. Ecco perché mancano dell'esperienza banale. Basta guardare la faccenda delle mascherine. Lo Stato doveva requisire subito, a inizi di febbraio, per fare le mascherine. Ma non guardiamo indietro, guardiamo avanti. Ci sono tutte le condizioni però perché in questo paese si abbia una specie di elettroshock positivo. Ci sono, perché gli italiani sono quelli che nel momento della grande difficoltà hanno dimostrato una straordinaria capacità che non pensavano probabilmente neanche loro di avere, di eseguire le indicazioni positive della politica buona e della scienza. Apro una parentesi: non mi pare che il mondo dei virologi però si sia comportato, cioè abbia dimostrato una uniformità di idee, ci sono anche litigati fra di loro. Questo vuol dire che bisogna soprattutto il buon senso che li guidi, perché noi al massimo possiamo esprimere, però ci possiamo tirare su, sai, ci possiamo, il dobbiamo e lo lascio in parte, ci possiamo, cioè queste condizioni ci sono. Io sono d'accordo con te e sono anche convinto che le capacità nelle emergenze, l'italiano è fortissimo nelle emergenze. Un grande poeta che era Lucio Dalla diceva che l'impresa eccezionale è essere normali, però questa è un'altra storia. Basta guardare il ponte bravo di e su Genova, che è un miracolo, non è un miracolo, è un
situazione eccezionale, a fronte di un momento eccezionale, in un anno hanno fatto una cosa veramente fuori dal comune. Beh, a parte che sono 2 anni, però sai, qua faccio un inciso. No. 2018, Scusami, sì. Sono 2 anni che è caduto il ponte di prima, ma è un anno che hanno iniziato a fare quell'altro. Però il povero Toninelli l'aveva detto, in luglio lo inaugureremo, e tutti l'hanno massacrato. Ma anche questa è un'altra storia. Hai ragione, ma no, grazie a Toninelli. Però l'abbiamo massacrato tutti. Toninelli proprio. Vabbè. Renzo, finito anche questo sprizzetto, è sempre un piacere vederti anche se online, mi sembra che tu sia qua davanti a me, però tu sei rovino. Anche tu. Un'ultima cosa, faccio l'ultima provocazione. Per me, 20 maggio ci sarà un Tana libero a tutti. Con la spada di Damocle che se succede qualcosa ci bloccano, però secondo me il 20 maggio diranno fate quello che volete. Me lo auguro, ma penso sarà graduale, anche perché basta. Hai visto la Germania con l'indice, adesso mi sono dimenticato come si chiami, perché sta il fatto che quando c'è ancora tanta gente che è anche positiva e senza sintomi, cosiddetti asintomatici, e questi lo spargono ancora in giro. Cioè, bisognerebbe che tutti seguissero bene queste cose. È un po' presto. Tana libera tutti vuol dire anche un po' tornare indietro. Forse. Vabbè, io ho detto una mia previsione, non ho detto che auspico questo, però secondo me sarà così. Io sono d'accordo con te, me lo auguro. Detto questo, ti saluto, ciao Renzo. Ciao Leandro, ciao amico mio, tanti auguri ancora una volta. Ciao.